Una buona notizia per gli amanti degli animali anche nel comune di Conegliano: dovrebbe sorgere, e capiremo le tempistiche adesso, un gattile, e lo chiediamo al referente assessore Claudio Toppan. Sì, noi abbiamo già assegnato da tempo un'area all'ENPA, all'Ente Nazionale Protezione Animali, per realizzare un gattile, una struttura nuova per il territorio, che però andrebbe a sopperire a una problematica che è quella dell'abbandono appunto dei gatti. Attualmente l'affidamento di tutte queste bestiole che vengono recuperate è a carico dei volontari che praticamente se le distribuiscono a casa loro, e anche noi, quando ci viene segnalato che c'è da recuperare qualche gatto abbandonato o qualche cucciolata, siamo in difficoltà perché appunto non abbiamo strutture e non sappiamo a chi rivolgerci. L'ENPA potrebbe appunto realizzare questa struttura e, oltre a dare un segno di civiltà e anche un'abitazione, una collocazione adeguata a questi animali, risolverebbe anche un problema per la comunità e per l'amministrazione. Lei diceva prima che appunto si attendono i denari da Roma, può darci un'agenda? Ma io perfettamente non conosco le dinamiche economiche perché non sono un socio ENPA, ho seguito come referente del comune, quindi sono stato molto vicino all'associazione. C'è qualche problemino con Roma appunto per trasmettere tutti i denari necessari per la realizzazione. Si sono già fatte avanti anche delle aziende locali che sono disposte ad aiutare quindi nella realizzazione di questa struttura. Mi auguro che il tutto si risolva in breve tempo e si possa dare avvio all'inizio di questa nuova edificazione e poter porre la prima pietra. Sarebbe veramente un atto di civiltà molto importante.